Ciao, sono Cesare di Un Sorriso in Più. Oggi sono un po' mascherato e vi faccio vedere perché. Andiamo a fare una piccola avventura che ci è consentita in questo periodo di chiusura. La mia compagna d'avventura oggi è la bicicletta. Visto che il decreto consente di andare in bicicletta perché è considerata attività sportiva, io ci vado e vi presenterò qualche cosa di particolare. Sto scendendo a Como e come non rivolgere uno sguardo al nostro ospedale Sant'Anna, che tante volte ha ospitato me, i miei colleghi e le mie colleghe a far compagnia agli ammalati. Chissà quando potremo tornare. Siamo saliti seguendo la sponda a sinistra del Cosia e qui su questo ponte lo attraversiamo. Questa è l'acqua che scorre da monte e qua lo rivediamo verso valle. Da qui vediamo tutta la valle del Cosia, questo placido torrente che prima avete visto sul ponte. Nel 1607 provocò una grave alluvione che rovinò i monasteri Santa Chiara, Santa Margherita e la chiesa di Rondineto che faceva parte del Collegio Gaglio. Questa chiesa venne completamente distrutta e ricostruita in altro sito. Poi una seconda alluvione colpì di nuovo Tavernerio, provocando gravi danni e anche 16 vittime. Questa avvenne nel 1951 e io la ricordo attraverso i racconti che mio padre mi fece. In questa bella villa a Campora di Camnago, ora Camnago Volta, il nostro illustre concittadino Alessandro Volta era solito trascorrere i mesi estivi, nella pace e nella tranquillità di queste che allora erano campagne coltivate. Questa lapide ne ricorda la presenza. Siamo saliti alla frazione in Ravanera per ammirare questa bella chiesetta, è la chiesina di San Francesco in Ravanera. Venne qui edificata sul percorso che da San Donato a metà del Colle di Brunate portava a San Ferreolo di Tavernerio. Venne tutta edificata, come potete vedere qua sul fianco, con i sassi ricavati dal sottostante torrente Cosia. E qui potete vedere com'era in origine, poi la facciata fu intonacata. Lassù un bel piccolo campanile a vela. Siamo tornati a Camnago Volta e qui nel cimitero nel 1927, quando Alessandro Volta morì, fu realizzato questo tempietto per conservare le sue spoglie e per ricordarlo. All'interno di una piccola porzione del cimitero, tutta dedicata a lui. All'interno del tempietto, in quel basso rilievo sopra il busto di Volta, c'è uno degli episodi più famosi della vita del grande inventore, quando Alessandro Volta presentò l'invenzione della pila a Napoleone. Qui inizia un percorso ciclopedonale che da Camnago Volta porta alla frazione di Taverniero Solzago. Era il tracciato del vecchio tram che da Como arrivava ad Erba e poi a Lecco. Fu soppresso nel 1955 ed ora si percorre piacevolmente a piedi o in bicicletta. Guardate l'ombra dell'inferriata, non sembra tracciare ancora i binari del tram. Nel percorso incontriamo il ponte dei Bottini, questo bel ponte costruito nel 2002, come si può vedere da questa lapide, sostituisce quello originario che crollò nel 1955. È stato chiamato così perché sovrasta il torrente, un affluente di destra del Cosia, il torrente dei Bottini, che scende qua fra fosse molto ripide, molto impervie, e potete vederlo qua sopra e anche qua sotto in tutta la sua profondità. Siamo arrivati a Brunate, eccola lassù, la chiesa parrocchiale che svetta in mezzo al cielo, l'hotel Brunate di recente ristrutturato che andremo a visitare. Giù in fondo si intravedono le Alpi.
guardate che panorama. Siamo a Brunate e da quassù si gode uno dei più bei panorami della Lombardia. Peccato che al tramonto Como risulti completamente annebbiata e quasi non si vede. Ecco laggiù il porto, lo stadio, Villa Olmo e su in alto il Monte Rosa. Ecco la stazione d'arrivo della funicolare Como Brunate. Inaugurata nel 1894, copre un dislivello di quasi 500 metri. Nel 1911 viene cambiata la trazione, che da vapore originariamente diventa elettrica, e nel 1912, a metà del percorso, viene installato il cannone che spara salve ogni mezzogiorno. Nel 1953 vengono rifatte di nuovo le carrozze, poi nell'89 e infine nel 2011 le carrozze che attualmente potete vedere arrivare da Como. Ecco l'Hotel Milano in fase di ristrutturazione. Costruito nel 1911, venne abbandonato verso la metà degli anni 70 e cadde completamente in abbandono. Ora è stato ripreso da una società e se ne farà un hotel. Sulle facciate sono state mantenuti i decori in stile Liberty e le balaustre dei balconi, pure in stile Liberty, sono quelle originali. Molto bello. Sarà un hotel 5 stelle con 80 camere e partirà, penso, nel prossimo anno. Siamo arrivati a Como e la nostra avventura finisce qui, col Tempio Voltiano, visto che abbiamo visitato i luoghi di Alessandro Volta. La mia avventura prosegue ancora, devo fare la Valfresca per arrivare fino a San Fermo e poi fino a Parè. Però vi saluto e vi aspetto alla prossima.